Per il Movimento di Venezia non cambia molto, insomma. E diciamo che a livello personale posso dire che dispiace molto per diciamo questo farsi da parte di Beppe, che è stato il nostro catalizzatore, il nostro megafono e quello che ci ha spinto a buttarci insomma in politica in modo attivo e a coinvolgere sempre più cittadini semplici, comuni. Più che un passo indietro, un passo di lato. Così lo storico militante del Movimento 5 Stelle veneziano Davide Scano definisce la decisione di Beppe Grillo di lasciare la guida della sua creatura politica a un direttorio di 5 parlamentari. Come un papà o un nonno, interpreta Scano, sta dicendo a tutti noi attivisti di crescere, di rimboccarci le maniche e prendere in mano direttamente il destino di questa meravigliosa esperienza. A Venezia siamo pronti, daremo una svolta al governo locale e anche a quello regionale. Quanto alla scelta dei nuovi leader, secondo l'esponente veneziano, a pesare è stato soprattutto il loro forte legame coi territori. Un filo diretto con loro, sostiene, non potrà che portare dei benefici. Un Di Battista che gira e che conosce quello che fanno i meetup, perché lui stesso era dentro un meetup, conosce le dinamiche, conosce come si fanno i gazebo, come si fanno i volantini e tutto, insomma l'attività concreta, e questo serve molto per fare squadra, per che non ci sia un distacco tra il territorio, insomma i meetup locali e diciamo quelli che potrebbero sembrare i livelli più alti del Movimento 5 Stelle.